vota seccia, vota legna, vota paglia. Chi le s'ammoscia e passano guai e miezza l'incoscia. E quando la terra traballa, piglia la botta dal lucaballa. Venite Federico, venite a vedere. Io veramente non mi sono accorta di niente. Permesso? Meno male che non si è bagnato, signore. Sì, ma che è successo sopra? Signore, è successo che sopra è tutto allagato e il signor Trevisan mi ha chiamato per dare una mano. Ma è uscita molta acqua? Molta! Quella l'acqua arriva al di sopra del battiscopo, molta! Mamma mia, veramente dite? E che scherzo! E speriamo che l'acqua poi dal solare non esce un pochettino alla volta. No, speriamo proprio di no. Noi giusto l'anno scorso abbiamo fatto pittare tutta la casa. E che volete fare, signor? Ma non posso sentire il signor Trevisan che diceva alla moglie che faceva la lettera all'assicurazione? Vabbè, meno male che c'hanno l'assicurazione. Sì, ma speriamo che non serve. E che me ne vuole? Ma mica pagate voi, signor? Ma non è per i soldi, Federico, è l'impiccio in casa, quello lo devo tenere io, Signora, io ho mio cugino che è pittore. Se mi dovesse servire... vabbè, ma speriamo proprio di no. Ma insomma, ma che è successo? Insomma, si è rotto lo tubo? No, è successo che sopra... L'impianto del bagno l'ha fatto 2 anni fa il cognato di mio cugino, quello che fa il pittore. E allora ho capito. Quello ha fatto l'impianto del bagno per far lavorare pure il cognato. Ma volete scherzare, signor? Che l'è stata lavatrice. Si è rotta la lavatrice? No, ne è uscito il tubo di scarica da dentro al muro. Permesso? Hai lasciato la porta aperta? Accomodate, Mi sono signora. imbarricati. Signora Ernestina, scusatemi del fastidio. Che volete fare? E che volete fare, signora? Sono cose che capitano. E che c'entri tu? Beh, niente, volevo solo collaborare. Signora Ernesta, sono uscita di casa e ho lasciato la lavatrice accesa. Signore, questo è sbagliato. Quelle sono macchine, non sono cristiani. Mica c'hanno un cervello. E che ne vuoi sapere tu? Io lo faccio sempre. Lo fate sempre? E fino adesso vi è andata bene. E meno male che oggi c'era lo sciopero della metropolitana, altrimenti... Aspettate, Federico, ma che c'entra la metropolitana? Signora, c'entra, perché la signora Paola è rincasata subito appena era uscita, perché la metropolitana non camminava, non funzionava, e se ne è accorta dell'allagamento, e meno male. Oggi no, a che solo ti rissano fuori i pompieri in casa, Che esagerazione! No, signora Ernesta, quando sono rientrata in casa, ma ho solo trovato un poco d'acqua a terra nel bagno. Un po' d'acqua a terra nel bagno. E pure il corridoio era pieno di acqua e di sciugo, un po' d'acqua a terra nel bagno. No, solo un poco bagnata. Sentite, solo un poco. Federico, ma ti vuoi stare zitto? Quello esagera sempre. Scusate, che cosa ho detto? Ho detto la sacrosanta pura verità. La verità è che tu non hai ancora imparato a stare al posto tuo, ma guardate questo, sta sempre in mezzo. Signore, io sono in mezzo perché vostro marito mi ha chiamato per arrivare qua per asciugare. Già, però adesso stai qua, Mi ha voluto correre dall'ufficio. Federico, ma la vuoi fare finita? Anzi, guarda, Federico, vai. È meglio che vai. Signore, quello vostro marito è stato, mi ha mandato a chiamare per vedere che cosa era successo qua, che era successo. Bene, hai visto? E allora vai un po' a dargli una mano. Vabbè, vado. Signora Di Pasquale, arrivederci. Arrivederci, Federico, arrivederci. Scusate, signore, io ho il numero di mio cugino, quello che fa il pittore, se mi dovesse servire, Non ve vi lo do. preoccupate, se mi serve vi mando a chiamare, Scusate, arrivederci. Arrivederci. Già, quello c'è il cugino che fa il ha detto, sì. Ma io credo che non ce ne sia proprio bisogno. Signore, questo è il bigliettino di mio cugino, ve lo lascio, sapete con me? L'ho venuto pure a pitturare, Va bene, Grazie. Arrivederci, statevi bene. Prego, signora Teresa, accomodate.
Ma guarda se doveva succedere proprio oggi che mi vengono a trovare delle persone. Ah, aspettate amici. Ah no, non li conosco proprio. Mi hanno telefonato la settimana scorsa per dirmi che vi devono parlare di un fatto di molto tempo fa. Ah vabbè, sarà qualche cosa che riguarda quando i vostri genitori vennero a Napoli dopo la seconda guerra. E che ne so. Ma in effetti può essere che siano parenti di profughi che conobbero papà e mamma quando scapparono dall'Istria. Ma ho solo capito che vengono dall'estero. Ah, ma adesso dove li ricevo? Casa mia è completamente alla... no, appena non posso bagnare. Appena. Vabbè, signora Trevisan, se per voi va bene lo stesso, li potete ricevere qui da me, tanto io devo uscire per fare delle commissioni. Ma veramente dite? Certamente, figuratevi. Oh, grazie assai. Ah, scusate, rispondo a te. Pronto? Ah, sì, ve la passo? Sì, no, li riceve qui da me. Sì, no, non c'è bisogno che ringraziate per così poco. Sì, li potete far salire qui. Benissimo, d'accordo. Ma per carità, arrivederci, signor Trevisan, arrivederci. Ma come, stanno già su da me? No, non sono saliti, hanno citofonato e vostro marito così mi ha avvertito perché gli ho detto che li faceva venire direttamente qui da me. Ma allora resto qua. Ma se poi rientra vostro marito? No, adesso lo chiamo sul cellulare e lo avverto, così se dovesse rientrare prima di me non si meraviglia che ci sono persone. Grazie ancora, signora, Ma grazie. niente, figuratevi per così poco. Io comunque adesso vado così non facciamo inutili presentazioni. Vado. Prego. Conosco la strada, è casa mia. Perché sono tutte uguali queste case. Certo. È permesso? Prego, accomodatevi, la signora e il soggiorno. Buongiorno signora. Prego, accomodatevi. Grazie. Prego. Sedete anche voi, signorina. Avete fatto buon viaggio? Diciamo di sì, un po' lunghetto ma ottimo, grazie. E allora, a che devo il piacere della vostra visita? Perché io mica ancora ho capito cosa volete da me. Oh signora, siamo venute per una triste storia risalente a circa 35 anni fa. Ah, ma allora si tratta di un fatto recente? Proprio recente direi di no, ma mi sembrava di averglielo già anticipato telefonicamente. No, ho soltanto capito che siete alla ricerca di una persona. Ma di chi si tratta? Signora, si tratta di una persona che mi sta molto a cuore, sicuramente lei ci può aiutare. Dovete sapere che diversi anni fa la mia mamma... One moment, please, Piammetta. Scusa se ti interrompo, ma è bene cominciare dall'inizio. Scusate, ve lo devo dire subito. Se cercate dei soldi per beneficenza, io non me lo posso permettere. Ma cosa sta dicendo? Lei pensa che noi abbiamo fatto tutto questo lungo viaggio per questo motivo? Ma perché? Ma da dove venite? Veniamo da Hartford. Non capirai, e dove si trova? Nel Connecticut, uno dei 50 stati che formano gli Stati Uniti d'America. Ma niente di meno venite dall'America. Ma scusate, come avete fatto a trovare il mio numero di telefono? Allora, adesso le spiego. Dunque, I am the director of Pius Work Daughters Maria. Come? Oh, sorry, pensavo che lei conoscesse l'inglese. No, cioè l'ho fatto per tanti anni a scuola, ma non mi ricordo quasi niente. Va bene, adesso le spiego. Io sono la direttrice dell'Istituto Pia Opera Figlie di Maria con sede ad Hartford. Sono stata io a telefonarle e a chiederle di incontrarla. Io non ho ancora capito che cosa volete da me, però vi ascolto. Diciamo che il fatto mi incuriosisce. Si tratta di un fatto molto particolare. Allora, dovete sapere che Fiammetta ha trovato all'interno di una valigetta della sua mamma questa cartolina di Napoli e questa foto un po' sbiadita che ritrae la mamma, Giulia Sellitto, con un giovanotto di cui non conosciamo il nome. Sì, la foto è molto rovinata, ma è questo giovane che dovete trovare. È esattamente lui. Però la foto, oltre ad essere sbiadita, è anche piena di punture di spillo. E noto che le punture di spillo sono concentrate proprio lì, come dire, nelle parti basse del giovanotto. Proprio così, proprio lì sul coso. Ecco,
scusate signori, ma mamma vostra non vi ha detto come si chiama il giovane? No, la mia mamma è morta che io avevo 10 anni e fui affidata a Istituto Pie Opere, figlia di Maria. Madonna mia, povera creatura. Sempre poi nella valigetta è stato trovato, avvolto in un foglio di carta, questo corno e vedete c'era pure un biglietto col nome di una certa bottega e c'è pure un numero di telefono. Vignoli di Tonino Musella, via Toti 18, Mergellina, Napoli, telefono 081 eccetera eccetera. Ma scusate, ma Tonino Musella era il padre di Don Carmine il Vinaio. Esattamente quello che ci ha detto il signor Federico, che lavora nel negozio del signor Carmine Musella di oli e vini, dove noi abbiamo telefonato. Avete già parlato con Federico, È proprio così ed è stato lui che ci ha detto di rivolgerci o a lei o alla signora Rosa. E poi perché avete chiamato me? Perché il numero di telefono della signora Rosa non ce l'aveva e ci ha dato il suo. E il signor Federico ha detto che lei, signora Rosa, conoscete un po' tutti, una di voi ci può aiutare? Sì, in effetti. Io conosco più o meno tutti nel quartiere. Ecco appunto, hai visto Fiammetta? Signora, io sto cercando il mio papà, il mio daddy, quello della foto tutta bucherellata. Ma scusate, ma adesso mi viene in mente, però se il corno era avvolto nella carta della bottega di vini e di oli, scusate, ma non può essere che papà vostro sia proprio il padre di Don Carmine? No, it's impossible. Quella carta di giornale serviva solo per avvolgere l'amuleto. Ma quale amuleto? Sì, insomma, il corno rosso, come lo chiamate voi, il portafortuna. Oh yeah, mi disse la cicata che si trattava di un uomo che aveva un negozio di oli e vini e che aveva dato quel corno. La cicata, you know. Ma scusate, ma adesso, ma chi è sta cecata? Dunque, la cecata è... Oh no, signorina Geltrude, non la cecata, separated, accecata. Come la chiamava mamma? Sì, signorie, si dice a Napoli, accecato oppure cecato, quando si parla di qualcuno che non ci vede bene o che non ci vede per niente, insomma, che sta accecato. E va bene, dunque, la cecata, così come la chiamava Giulia, la mamma di Fiammetta, era una donna italo-americana che proveniva da Napoli. Mi pare che fosse di Cormella, Corcella. Sarà stato Porcella. Oh, esattamente. Che è un quartiere di Napoli, allora. E questa cecata era una specie di maga, insomma, come la chiamate voi, una fattucchiera. So, mi disse la cecata che si trattava proprio di uno che teneva un negozio di oli e vini a regalare quel corno rosso alla mia mamma prima di partire da Napoli. Per buon augurio! Ma non era il mio daddy. E pensate che la cecata era malata di un male incurabile. Il mese scorso, prima di morire, ha voluto incontrare Fiammetta e consegnargli la valigetta che era della sua mamma. È per quello che si è rivolta alla Pius Work Daughters Maria. Quando nel 1990 la mia mamma morì, io fui affidata a istituto. Madonna mia, ma è proprio sfortunata sta figliola. E mi disse la cecata che si trattava di un giovane studente universitario. Ma scusate, ma se il palazzo è questo, perché è proprio questo che è di fronte alla bottega di vini e di oli, non può essere anche che il papà vostro sia il barone Camera, dove mamma vostra faceva la cameriera? Oh yeah, ci ho pensato anch'io, perché mi disse che era studente, viveva qui, so, I can understand. Comunque dovete sapere che tutto nasce perché ci fu un famoso terremoto del 23 novembre 1980, il famoso terremoto dell'Irpinia. Come non me lo ricordo? Quando trovarono dei palazzi pure a Napoli. Sì, me lo sogno a volte, ancora di notte. Ma scusate, cosa c'entra il terremoto con la storia da cecata e da fattura? Adesso le spiego. Dunque, la signora Giulia, La mia mamma? appunto, all'epoca del terremoto era una giovane cameriera che prestava servizio presso una nobile famiglia che abitava proprio in questo palazzo. In via Totti a Mergellina. Proprio come vi ho detto, Esatto. Questo è il palazzo, la signora faceva la cameriera presso il barone Camera, quindi potrebbe benissimo essere il barone Camera, papà vostro. Oh no, because la mia mamma
non conosceva nessuno qui a Napoli e partì con Pancione per America, dove viveva vecchia zia Bettina, zia vedova, che dopo 6 anni morì e ci lasciò da soli. Madonna mia, ma proprio sfortunata. Però poi adesso che ci penso bene, il barone Camera mica può essere papà vostro. Perché all'epoca del terremoto mica si trovava qui. Era con la famiglia, non era a Napoli, era in Toscana. Ah, figurati. Comunque pensate che quando la mamma di Fiammetta, Giulia, arrivò in America, la zia Bettina la portò dalla cecata perché facesse una fattura a quel giovane senza cuore che l'aveva compromessa. Diceva che quell'uomo doveva passare un brutto guaio per tutto quello che le aveva fatto. Madonna. Vota seggia, vota legna, vota paglia. Chi le s'ammoscia e passano guai e miezza l'incoscia. E quando la terra traballa, piglia la botta dal lucaballa. Adesso mi spiego tutte le punture di spillo nelle parti basse del giovanotto. Però il barone Camera non ha mica passato nessun guaio. Se si è certo la grande gelosiata per la moglie che tra parentesi è molto più giovane di lui. Quindi mi state dicendo che questo signore è felicemente sposato? Sì, è sposato e ha pure una bambina. No, allora non può essere lui. Io so che il malocchio è una cosa terribile ed è difficilissimo da poter levare. Sì, ci vuole solo l'esorcista. Ma poi, come vi ho già detto prima, il barone Camera non può essere papà vostro, perché all'epoca del terremoto con la famiglia non si trovava a Napoli. Ah, non era qui? Ma ne siete sicura? Sicurissima. Mi ricordo come se fosse ieri che mamma buonanima andava dicendo a tutti: beata la baronessa Camera, che col suo fiol se ne sta in Toscana, se n'è scansata ciò, e i ricchi sono sempre fortunati. In effetti la famiglia Camera ha un sacco di possedimenti. E sapete che diceva anche? Che diceva? Diceva: fietta mia, se la merda prestasse valore, la povera gente nasceria senza culo e piacciava gli sghei con 2. Proprio così. E aveva ragione sua mamma, quindi lei mi sta dicendo che Barone non ha messo incinta la mia mamma, non è mio daddy. No, ne sono certa anche perché mi ricordo che lasciarono la cameriera qua, non soltanto perché c'era un gatto che doveva essere accudito, ma anche per dare un'occhiata alle numerose opere d'arte che avevano in casa. Mi disse la cecata che si trattava di un giovane studente universitario, molto brillante, che si stava per laureare e viveva in questo palazzo. E chi può essere allora mio daddy? Madonna mia! E vuoi vedere che si tratta dell'avvocato di Pasquale? Chi è questo avvocato di Pasquale? È il marito della signora Ernesta, la padrona di questa casa. Ah, voi siete in affitto in casa di questa signora? Ma no, è casa sua, lei mi ospita. Quindi abitate con loro? Ma no, io abito al 4º piano. Stamattina ho allagato completamente la casa con la lavatrice e la signora mi ha prestato il suo salotto per ricevere. Ah, quindi la signora Ernestina è la moglie di questo avvocato? Sì, è la signora che è uscita mentre voi stavate entrando. Ma aspettate, fatemi dare un'altra occhiata alla foto. Quindi anche questo avvocato è felicemente sposato? Potrebbe essere lui. Ah, sì, ne sono certa, è proprio lui. Ah, guardate, si intravedono anche i baffetti. Però che spalle. Che corporatura che c'aveva, avvocato. Era un gran bell'uomo. Mi ricordo quando zia Bettina cucinava, parlava con mamma e diceva: chissà che fine ha fatto il tuo stallone napoletano. Oh, mamma mia, figurati, lo stallone napoletano. Chissà che meraviglia, chissà che uomo. Ma guardate un po' sto scornacchiato, è bravo l'avvocato di Pasquale, il principe del foro. Lo chiamavano lo stallone napoletano. E adesso capisco di che foro è, anzi,
Era il principe, l'avvocato di Pasquale. Avete detto di Pasquale? Questo nome mi è familiare. Io mi ricordo quando zia Bettina parlava con mamma e dice... Allora, vedete, abbiamo colpito nel segno, abbiamo trovato lo stallone. Madonna mia, chissà quella povera signora Ernestina quando lo verrà a sapere. Ma quando pensate che possiamo incontrare il mio l'avvocato di Pasquale? Ma voi scherzate? Ma mi pare che adesso mi metta ad aspettare che rientri l'avvocato. E se entra prima la moglie, cosa le dico? Signora Ernestina, lasciateci sole con vostro marito perché queste signore devono parlare con lui, già, sole con lo stallone. Ma questo avvocato di Pasquale ha passato un guaio? No, guai seri proprio no. Oddio. E ogni tanto so che gli arrivano le cartelle di tasse arretrate da pagare, lui si incazza maledettamente, sapete, le famose cartelle di Equitalia, che detto fra noi sono una gran rottura di diciamo di scandalo. Quindi si spiegherebbero tutte quelle punture di spillo praticate proprio lì sulle scatole. Dunque si è avverata la fattura della cecata. Signori, ma a me sinceramente sembra che come punizione le cartelle delle tasse siano un po' poco. Poi con gli avvocati se la cava sempre. No, signore mie, il malocchio è un'altra cosa. Il malocchio è terribile. Oh, well, ci sarà un guaio che dovrà ancora passare. Ma che dite, signori? Una fattura, se fatta bene, agisce subito. Mica aspetta degli anni. Ma e allora cosa facciamo? Dovremmo parlare con questo avvocato di Pasquale. Voi lo conoscete bene? Se lo conosco. Saranno almeno 30 anni che io sono amica di famiglia. Oh yeah, e la signora vi ha prestato anche il suo salotto. Povera signora Ernestina, chissà come rimarrà sconvolta venendo a conoscenza di questa fatta. Già, certo che sarà una gran brutta batosta con lei. Ma quando pensate che possiamo incontrare il signor Ernestina? Noi ci fermiamo a Napoli ancora un paio di giorni. Subito. No, bisogna chiamarla subito. Bisogna farla rientrare prima del marito. Adesso vado a prendere il cellulare. No, signora, aspetti. Magari possiamo ripassare domani. Così almeno lei la può preparare un poco. Ma state scherzando? Subito, bisogna chiamarla subito. Il fatto è molto importante. Adesso vado e le dico di rientrare subito. Mamma mia, sembra proprio che quella non aspettava proprio altro che dire tutto alla moglie dell'avvocato. Ha ragione, signorina Geltrude. Sembra che signora Paola non vedesse l'ora di svelare quello che è stato un segreto per tanti anni. Ma io voglio solo incontrare il mio daddy, voglio conoscere la verità, voglio sapere perché ha abbandonato la mia di mamma. E comunque è strano che non ha passato il guaio. Evidentemente la cecata non è poi così brava a fare il suo mestiere. Ma forse è stato meglio così. Ho ritrovato il mio daddy sano e salvo, anche se la fattura se la meritava. Bene, ne sono contenta. Comunque credo che dovremmo chiedergli di fare una donazione al nostro istituto. Oh yeah, dopo tutto ha ritrovato una figlia che non gli ha mai chiesto niente in tutti questi anni. Ma forse non sapeva neanche di avere. È fatta, l'ho chiamata. La signora era già giù dall'ascensore, sta per salire. Bene, anzi, benissimo. Eccola, è lei. Buongiorno. Prego, state comode. Grazie. Piacere, io sono Gertrude, Director of Pius Walk Daughters Maria. Piacere, io sono Ernestina di Pasquale, ma come avete detto? Niente, è la direttrice della piopera delle figlie di Maria con sede nel Cotechino in America. Un cotechino? Ma come nel Cotechino? Nel Connecticut, uno dei 50 stati federali degli Stati Uniti d'America. Scusate, quella è la signorina Fiammetta. Molto lieta. Signora, è meglio che vi mettete seduta. Le signore, come vi ho accennato per telefono, vi devono parlare di un fatto molto importante ed è meglio che state seduta. Ma qual è questo fatto importante?
Si tratta di un fatto riguardante la sua famiglia. Come? È la mia famiglia? Precisamente si tratta di un fatto che riguarda il passato di vostro marito, avvocato. Il passato di mio marito? Avanti, che mi dovete dire? Parlate, non tenetevi sulle spine. Signora, si tratta di un triste fatto risalente a tanti anni fa, quando un bel giovanottone napoletano mise incinta una giovane donna. Ricordo quando zia Bettina, mentre cucinava e parlava con mamma, diceva: chissà che fine ha fatto il tuo stallone napoletano. O stallone napoletano, signorina, ma voi far dedicato, ma che dite che c'entra mio marito con lo stallone napoletano? Signora, lo stallone napoletano è proprio vostro marito, l'avvocato di Pasquale. Ma per carità, mio marito ha messo incinta la signorina. Ma no, ma che avete capito? Ma non alla signorina. Allora mi si incinta voi. Magari, anzi, no, per carità, io sono signorina. Ma insomma, si può sapere che lo scurracchiato a chiavi si incinta? Ah, no, non guardate me, non sono certo io che lo stallone è ingravidato, anzi io non c'entro proprio per niente. Signora, suo marito 35 anni fa ha messo incinta la mia di mamma. Suo marito è il mio daddy, il mio papi. Madonna mia, 35 anni fa. Mamma mia, che sto sentendo male. Paolo, portatemi un bicchiere d'acqua. Oh, avete visto cosa avete combinato? Ve l'avevo detto che bisognava andarci piano, che dovevo prima prepararla, accennarle qualcosa, ma voi no, gliel'avete voluto dar subito, non mi avete voluto dar retta. Ma guarda che sfacciata! Quella è stata proprio lei che ha voluto dire tu. Signora, su, prego, si sdrai sul divano. Forse è meglio. Evidentemente, venendo a conoscenza di questo fatto, ha avuto un calo di pressione. No, guarda, mi venga pressione a 1000. Su, signora cara, calma, ha ragione, signorina Geltrude, Vedrà col tempo, poi se ne farà presto la ragione, Ma quale tempo, quale ragione, ma non ci pensate? Una figlia, un'altra figlia di mio marito! Ah, ma allora vostro marito ha un'altra figlia, ma allora è già successo con un'altra, allora è recidivo. Ma quale recidivo? Io sto parlando di mia figlia Marisella! Ecco qua, signora, fate un bel sorso. Grazie, Paolo, grazie! Ma che maledrà! Che ste acqua e sale! Ma come? Ma non era zucchero nel barattolo sul marmo in cucina? No, lo zucchero sta nel mobile vicino al caffè! Io credevo che era zucchero, ci hanno messo anche un bel po' per tirarvi su. Sì, già tenga la pressione a 1000! Ma voi volete fare l'ictus! Ma voi non volete accendere! Su, mammuccia cara, calma, vedrai che col tempo tutto passa, Posso spianare, mammuccia? Mammuccia! Signori, ma voi siete proprio certa di quello che state dicendo? Oh, signora, ma i fatti sono evidenti. E vostro marito è il papà di Fiammetta. Fatti, ma quali fatti? Che fatti parlare? Potrà confermare, signora Paola, lei ha riconosciuto direttamente il suo marito nella foto che noi abbiamo mostrato. Ma come? C'è sta una fotografia? Sì, c'è una foto un po' sbiadita. Su, signore, fatele vedere la foto. Vedete? È stata scattata circa 35 anni fa. Ma che sta schifezza, tutte schifezze le fotografie. Ma che sta non si vede proprio niente. Ma che sta è una cosa tutta sbiadita. Eppure la signora Paola dice che i baffetti che si intravedono sono quelli di vostro marito. I baffetti? Ma quali baffetti? Ma mio marito ha sempre portato la barba, una volta barba. Ma ne siete certa? Non è che la barba prima se l'è tagliata e poi se l'è fatta ricrescere? Ma quando mai? Ma che state dicendo? Mio marito ha portato la barba fino al 1995 e poi se l'è tagliata, tant'è che ha dovuto rifare pure i documenti. Quindi mi state dicendo che non è stato vostro marito a mettere incinta la mia mamma nella macchina quella sera del terremoto? Ma che state parlando? Quale macchina? Quale terremoto? Il famoso terremoto del 23 novembre 1980. Quando per tutti, per paura di nuove scosse, dormirono dentro macchina.
Sì, misero tutti a dormire nelle macchine tra via Caracciolo e la villa comunale, tranne noi. Mio marito, quello, c'aveva la macchina dal meccanico e ci misero a dormire in un autobus messo a disposizione dal comune. Ma mi diceva un po'. E fu quella notte che quel giovanotto prese con inganno la mia di mamma. Le disse che non era sposato, le giurò amore eterno e la mia mamma si infiammò. Ambarabà, cicci, cocotte. È per questo che la signorina si chiama Fiammetta, perché la mamma si infiammò tutta. Signora, ma voi all'epoca eravate già sposata con vostro marito? Sì, ero già sposata, però io abitavo a Roma. Ma come a Roma? Ma ne siete certa? Paola, ne sono certissima. Mio marito lavorava in un importante studio della capitale. Ma a me sembra di ricordare che stavate già qua. Ma guarda. Eppure la signora dice di essere sicura che si trattava proprio di suo marito, l'avvocato di Pasquale. Era certa. Oddio, certa, proprio no. Guarda, sentite, certa, proprio no. Io vi volevo ricordare che sono venuti in questo palazzo l'anno dopo, durante i lavori del dopo terremoto. E allora, signora Paola, cosa ci avete raccontato? Ecco, appunto, l'avete raccontata, sì, signorina. E meno male che lei conosceva i fatti di tutti quanti e non ricorda neppure i suoi. It's incredible! Sì, scusate signore, scusate anche voi, signora Ernestina. Non dite niente a vostro marito, per carità, quell'avvocato mi manda in galera. Paolo, voi sapete che mio marito non manda in galera nessuno. Anche che se per lo spavento che mi avete fatto prendere vi manderei io in galera. Anzi, sapete che per io mandasse proprio all'ospedale. Ma allora, se le cose stanno così, chi può essere il mio daddy che abita in questo palazzo? Signorina mia, ma in 35 anni cambierà tante cose. Chi vi dice che vostro padre sta ancora in questo palazzo? No. Ricordo benissimo che dopo di voi sono venuti soltanto i coniugi Iaccarino che comprarono la casa Del Cavalier Perrino, che morì 5 anni fa alla bella età di 102 anni e non credo proprio che all'epoca si mettesse a fare un figlio. Scusate, la foto ritrae un giovanotto di massimo 30 anni, ma chi altro potrebbe essere il papà di Fiammetta? Vediamo un po', ma a proposito, ma guardate la fotografia, ma non è che potrebbe essere proprio un barone Camera? No, quello a tempo suo stava in Toscana con la mamma, l'abbiamo già scartato. Dunque, al piano terra ci abitava Don Nicola il portiere, sì. Ma quello già allora sembrava un vecchio e poi era mutilato di guerra, gli mancava l'occhio destro, no, scartiamolo. Sì, scartiamolo. Dunque, poi... Al primo piano ci stavano le ricamatrici, Esatto. le sorelle Guarracino, ma quelle vivevano solo con la mamma vedova e quindi le dobbiamo scartare. Sì, scartiamole. E poi al piano di sopra, accanto, anzi, ci sta la signorina Raffaella, sì. una zitellona che se la tira ancora, che sapete, non si è mai fatta mancare lo spasso. Lo spasso? Cosa vuol dire? Vuol dire che la parigina, come la chiamiamo noi, perché lei dice ha fatto la ballerina, al Lido di Parigi, è venuta a stare a Napoli perché ha ereditato la casa dal marchese De Vivo di Roccamelina, un suo vecchio spasimante, che è morto 10 anni fa alla bella età di 95 anni. Ma se è morto 10 anni fa all'età di 95 anni, lo dobbiamo scartare per forza perché all'epoca aveva 70 anni. Sì, scartiamolo. Dunque, poi al piano di sopra ci stanno gli Iaccarino, ma l'abbiamo già scartati. A fianco ci sta un farmacista. Ah sì, il farmacista, il dottor Esposito, ma quello c'ha la gobba, poi c'ha 50 anni, non credo che a 15 anni si mettesse a fare un figlio, no? Scartiamolo. Sì, scartiamolo. E poi al terzo piano ci stiamo io e la signora Rosa. Io, come vi ho detto, non abitavo qua, la casa era nuda e la signora Rosa non era ancora sposata e vivevo con la mamma vedova, quindi dobbiamo scartare per forza. Sì, scartiamolo. E poi al piano di sopra ci stiamo noi, ma come vi ho già detto, all'epoca del terremoto noi dormivamo nell'autobus messo a disposizione dal comune. E poi mio marito non ha mai portato la barba, no, scartiamole, neanche i baffi. E scartiamo. A fianco a voi
Seccio se va l'ammiraglio per Ciavallo, ma quello è ultra novantenne e poi c'ha una gamba sola. Lo dobbiamo scartare? Sì, Scartiamolo. E poi al piano di sopra ci sta il barone camera, ma quello l'abbiamo già scartato. Sì, Allora non c'è più nessuno. Scusate, ma mi pare che non avete detto chi ci sta al quinto piano a fianco al barone camera. A fianco al barone? Sì, a fianco al barone camera ci sta il dottor Di Natale, ginecologo. Sì, quello all'età del marito della signora, ma quello. Dobbiamo scartarlo per forza. Perché dobbiamo scartare per forza? Perché? Perché quello, come si dice oggi, è un poco gaio, non gli piacciono le donne. Sì, è uno che, come diciamo noi, è passato dall'altra sponda. Avete detto Di Natale? Good, questo nome mi è familiare. Ma signori, ma avete detto la stessa cosa anche prima del marito della signora, l'avvocato di Pasquale. Well, di Natale, di Pasquale, sempre festa si tratta, no? It's a party, Ma sentite, signori miei, ma voi veramente state pazziando. Ma guardate, di Natale, di Pasqua, sempre una festa si tratta. Ma queste sono cose di pazzi, voi così mandereste in galera la gente. Voi stavate rovinando una famiglia, la mia famiglia. Fiammetta, la signora ha ragione. La scusi, sa, è l'ansia di Fiammetta di ritrovare il suo papà. Sì, ma quello l'ansia me l'ha fatta venire a me. Signori, io ci potevo rimanere secca. Ma scusate, ma guardando meglio la foto, mi sembra che una certa somiglianza con il dottor Di Natale ci sia. Paolo, ma che andate dicendo che se la foto tutta sbiadita, non si vede niente. Sì, e poi noto anche che voi somigliate moltissimo a mamma vostra. Sì, in questa foto Fiammetta è uguale alla sua mamma Giulia. È il giovanotto che non si vede perché è tutto bucherellato, soprattutto nelle parti basse. Sì, infatti, sto guardando. Ma perché sta foto è tutta bucata? Sta dalla cecata. Accecata? Ma chi è sta Oh, accecata? niente, è una fattucchiera italo-americana che ha fatto il malocchio al giovane della foto. E ha fatto il malocchio perché aveva abbandonato la mamma al suo destino. Proprio così, signora. Ma questo avvocato, il dottor Di Natale, ha passato un guaio? No, che mi risulta proprio no. No, un guaio l'ha passato e come? Oh, finalmente! Quale guaio? Paolo, state attenti a quello che dite e vedete di non passarlo voi un guaio. No, sono sicura. Vi ricordate quando nell'83 ci fu anche il terremoto in Abruzzo? Sì, allora. E allora l'avvocato era in vacanza in Abruzzo con la fidanzata. Mio marito, che ha un cugino a Petro Costanzo, una ridente località turistica abruzzese, mi ha raccontato che il dottore ebbe un grave incidente mentre andava a cavallo. Oh, veramente? Mamma mia. Vota Seccio, vota legna, vota pane. Chi s'ammoscia e passano guai e miezza l'incoscia. E quando la terra traballa, piglia la botta dal lucaballo. Il dottore stava andando a cavallo con la fidanzata quando ci fu la scossa di terremoto. Il cavallo si imbizzarrì. E allora il dottore cade per terra, ma anche il cavallo della fidanzata si imbizzarrì. E gli mollò un calcio secco proprio Good! Allora il malocchio di cecata ha funzionato! direi proprio di sì. Infatti è da allora che il dottore cambiò atteggiamento e infatti passò, come diciamo noi, dall'altra sponda. Ma è possibile riuscire a parlare con questo dottor Di Natale? Credo che sia lui il giovane della foto, vedendo Fiammetta, si ricorderà di Giulia. Oh yes, una fotocopia di mamma. Sì, si potrebbe fare, ma con che scusa lo facciamo venire qua? Paolo, mi meraviglia di voi, mo fa andare lui, no lei. Gli facciamo una telefonata e diciamo che c'è una persona da me che se sentite Good idea, prego Paolo, fai questa telefonata. Ma non ho il numero di telefono. Il numero ce l'ho io, non vi preoccupate, quello è il mio medico. Venite qua, venite.
Ecco qua, sta chiamando. Avanti. Pronto? Buonasera, sono la signora Trevisan del quarto piano. Sì, certo. Senta, potrebbe mica venire a casa dell'avvocato di Pasquale? No, non si tratta della signora Ernestina, ma di una sua amica. Sì, si è sentita male, è quasi svenuta. Ah, non dimenticate di portare la borsa dei ferri. Come quali ferri? Sta chiamando l'idraulica. Ma la vostra borsa, la borsa del dottore. Sì, vi aspetto fuori dalla porta. E papà, il ginecologo sta arrivando. No, vado io, voi preparate la signorina. Avanti, signorina, stendetevi sul divano e fate la faccia sofferente. Ok, all right. Thank you very much. What emotion. Ma mi devo anche levare le mutandine? Oh, come la fai difficile? Se non la vuoi fare tu la parte sofferente, la posso fare Signorina, si aiuti! Dica mia! Ma quali mutandine? Di papà! Ma vi qui dovete fare la visita, signorina! Su, fate la faccia sofferente che sta arrivando, forse mi metto davanti. Guardate, sta arrivando il ginecologo, prego. Buonasera. Si accomodi, dottore. Buonasera. Ce n'è sempre una. Sempre così. Dov'è la Ecco, signora? prego. Mamma mia! Giulia! Ma non è possibile, non credo ai miei occhi. Ma voi, signora, chi siete? Dunque, dottore, l'avete riconosciuta? Ma è passato così tanto tempo! Ma è Fiammetta, la figlia di Giulia Sellitto. La figlia di Giulia! Sì, dottore, ed è anche figlia vostra. Oh, come? Figlia mia! Sì, dottore, anche figlia vostra. Oh, cara piccola mia! Papi. Ah, sapessi quanto ho cercato! Giulia, anzi, dov'è la mamma? Ma come cercata? Ma scusate, a me risulta che l'abbandonaste, che non vi faceste trovare più. Durante il terremoto del 23 novembre dell'80. Ma non è così! Ma come non è così? I fatti sono evidenti. Signora, io non so chi lei sia, però le posso assicurare che i fatti sono andati diversamente. Oh yeah? E allora come sono andati? E sono andate, dunque, dovete sapere che quando venne il terremoto, la mia mamma si trovava a Genova presso dei parenti. Quando seppe del terremoto e crollarono tutti i palazzi anche a Napoli, aveva paura che io fossi rimasto sotto. E allora, quando riuscì a telefonarle, perché le linee erano sempre occupate, finalmente dopo 2 giorni ci riuscì, lei mi disse che voleva stare tranquilla, che aveva paura di altre scosse e che quindi dovevo raggiungerla a Genova. Ma perché non avete detto tutto questo alla mia di mamma? Ma ci provai, ci andai anche a casa sua, ma la baronessa non c'era. Lei aveva paura delle scosse che effettivamente ci furono, no? Prese il gatto e se ne andò in costiera a Sorrento presso un'amica che purtroppo non aveva il telefono. Sì, ma voi chi ve lo disse che era andato in costiera? Il padre di Don Carmine del Pinaio. Me lo ricordo come adesso, sa. Io dovevo partire di via mezz'ora e sarei dovuto ritornare da Genova subito dopo Natale. E invece la mia mamma si vuole fermare fino a Pasqua. Sì, ma non potevate pensare che la ragazza era rimasta incinta, che aspettava un figlio da voi? E in effetti ci pensai, ero studente di medicina e quindi pensai che avevo potuto fare un pastrocchio. Sì, ma poi quando tornaste dopo Pasqua a Napoli, perché non siete andate dalla baronessa a chiedere notizie della cameriera? Ci andai, signora, ma la baronessa mi disse che non sapeva nulla e che la Giulia era partita per il paesello natio. Oh yeah, quella mamma era di Montesarchio. La baronessa mi disse che forse non ricordava il nome o forse non ha voluto dirmelo. Ma vedete che storia triste. Andai persino a Sorrento a cercare Giulia, ma di lei niente, era letteralmente sparita. Però, dottore, ora che finalmente avete ritrovato vostra figlia, il frutto di quella notte d'amore, spero che rimedierete. Oh, sicuramente le farò fare la stessa vita, bella vita che avrei voluto far fare a Giulia. Giulia. Che donna dolcissima. Dolcissima, e intanto andò da accecata. Come avete detto? Che le farete fare sicuramente una vita agiata. Questo è sicuro. Oh, grazie, Daddy. Ernestina, ci siete? Vieni, guarda che abbiamo ospiti. Uè, quanta gente, dottor Di Natale! Come va? Salve, tutto Scusi l'intrusione in casa sua, avvocato. Ed ora hai trovato il tuo papà.
ti farò anche da mamma. Soprattutto da mamma. Quanto mi è mancato, Giulia, quanto mi è mancata, ma adesso che ho ritrovato te, il mio cuore è pieno di gioia. Oh, thank you, signori, mi sa che in America te ne tornate sola? Sì, sola, ma felice. Vedo che questa è una bella unione di famiglia. Proprio così. Permesso, scusate, la porta era aperta e io bisogna entrare. Poi, signore, voi siete anche voi qua. Io sì, sei tu che non ci dovresti stare. Delle vostre mariti che mi ha detto di chiamarvi. Ma che è successo? Niente. Niente, avvocato, non è successo niente. Fortunatamente, sempre che poi l'acqua dal solaio non esce dopo. Ma quale acqua? Ma quale solaio? Ma Federico, ma ti vuoi stare zitto? Cosa ha detto? Volevo solo rassicurare l'avvocato. Eppure a voi, signore, vedi che state piangendo. Giusto, stai piangendo, ma che è successo? Niente, avvocato, non è successo niente. Ma come niente? Non è successo niente, sempre che l'acqua non sperce dal solaio, perché ci pensa poi dopo mio cugino, quello che fa l'imbianchino. Ancora? Ma vuoi imparare a stare al posto tuo? E vabbè, scusate. Ma che sta succedendo? Ma che è sta tragedia? Ma che cosa è successo? No, nessuna tragedia. Gigi, le solite cose. Ma come le solite cose? Ah, Gigi. Cose che solo a Napoli succedono.